Buongiorno a tutti ragazzi, diciamo che il freddo fra poco incomincerà a farsi sentire. In effetti dal 23 ottobre in poi ci sarà un vortice di maltempo che produrrà pioggia e nubifragi su tutte le regioni tirreniche, settentrionali, Sicilia, Sardegna, essendo per gran parte della settimana. Il tutto sarà accompagnato naturalmente, ragazzi, da venti caldi e umidi provenienti da sud. Dopodiché ci sarà un colpo di scena. In effetti, tra il 29 e il 31 ottobre, ragazzi, proprio quando ci sarà il famoso Halloween, la festa, diciamo, pagana, il famoso culto dei Celti, ci sarà il primo raid polare, quindi la prima incursione, diciamo, del freddo polare in arrivo direttamente dal circolo polare artico. Questo sarebbe causato giustamente dallo spostamento dell'anticiclone delle Azzorre, diciamo, su polo nord, e quindi automaticamente si avrebbe la discesa di questa ondata di gelo artica, diciamo, sull'Europa, e quindi automaticamente anche sull'Italia. Quindi si prevedono nevicate abbondanti però sulle Alpi e sulle vette, diciamo, sui 1500 metri. Piogge poi su tutto il paese, unitamente giustamente a un abbassamento molto cospicuo delle temperature, quindi ci sarà un crollo effettivo delle temperature. Quindi diciamo che da 23 in poi ci sarà questo weekend che ci sarà maltempo. Poi dal 23 ottobre un altro vortice ancora produrrà piogge e nubifragi su tutta l'Italia, anche se ci saranno venti caldi e umidi provenienti dal sud. Poi a cavallo tra il 29 e il 31 ottobre, ragazzi, ci sarà questo arrivo nella prima, diciamo, ondata di freddo polare artico. Quindi le temperature giustamente crollano e ci saranno le prime nevicate, diciamo, abbondanti sulle Alpi e sulle vette, diciamo, dai 1500 metri. Quindi su gran parte del paese ci sarà un generale e giustamente abbassamento delle temperature. Quindi vi auguro una buona giornata a tutti, quindi speriamo che facciamo Halloween perlomeno qui a sud un po' al fresco, anche perché il prossimo weekend qua ancora caldo, quindi dobbiamo per forza aspettare il 23 noi qua per avere un po' di maltempo, quindi credo che forse dal 23 in poi finiamo di andare a mare. Quindi ragazzi, vi saluto e ci sentiamo come sempre al prossimo video.